Sergio Silva, allenatore del Follonica, intanto complimenti perché avete fatto una bella partita come il Centro Giovani Calciatori, quinta posizione, ora poi siete già con la mente per giocarvi questi playoff. Sì, purtroppo perché sabato abbiamo perso una buona occasione di poter portare un trofeo a casa e anche perché poi abbiamo visto i risultati delle altre squadre, la nostra classifica è questa, siamo quinti, rimarremo quinti. Si poteva fare meglio, ma penso che il compito generale, se questo è, perché se lo siamo meritate, di solito in 25 partite la classifica è quella che è, non puoi dire che è bugiarda quando se ne fai uno o due, ma in 25 partite se noi siamo quinti è perché abbiamo meritato di essere quinti. Hai fatto giocare questo portierino Mugnaini che davvero ci ha impressionato, te ovviamente lo conosci meglio di noi, quindi diciamo è il futuro del Follonica, lui e altri giovani. Sì, sicuramente con l'aiuto di Leo è stata una decisione concordata e lui sicuramente è uno dei nostri portieri l'anno prossimo, il futuro quindi passa anche delle sue mani. Penso che ha fatto una buona partita, a volte non è semplice per un ragazzo appena compiuto 18 anni. Merita i complimenti perché è stato anche sereno, ha fatto quello che io penso che lui può fare con la fiducia dell'allenatore, della società e dei suoi compagni, incluso Ernesto e Leo, quindi sono contento, mi aspettava questo, è andata così, quindi sono contento. Le strade di Sergio Silva e del Follonica proseguiranno anche il prossimo anno? Sì, dopo un primo dire di no per delle motivazioni che il Presidente sa, alla fine poi dopo un po' ci siamo trovati perché comunque la volontà di Franco e anche la mia era quella di continuare ancora e non abbiamo ancora definito niente, posso dire che non abbiamo nemmeno parlato di contratto, di parte economica, assolutamente niente, ma la parola che ho dato e che la società mi ha dato è che io sarò ancora allenatore del Follonica per un anno. Che effetto ti ha fatto ritornare qua in un palazzetto dove te insomma, hai lasciato un bel ricordo, Nando stesso, Leonardo, insomma voglio dire, qui è sempre bello, no, tornare? Dove siamo stati trattati bene, anche se per poco tempo, parlo nel mio caso, non quello di Nando, sicuramente Leo. Ci si ritorna sempre volentieri. Io per i mesi che ho passato qui a Viareggio sono stato io e la mia famiglia siamo stati trattati benissimo, questo non si dimentica, quindi è sempre un piacere ritornare, rivedere, salutare amici. Grazie Sergio e bocca al lupo per i playoff.